Papà Satan. In principio c'era Dio e basta. Dio attorniato da schiere di serafini, cherubini, altafini che cantavano. Alleluia! E nessuno che mai chiedesse, sì, ma che lavoro fai? In questa eternità verità, bellezza e giustizia scorrevano a fiumi, non ci stavano criminale, fedente e juventini. Non mancava niente, che vuoi di più? Eppure la mia banda suona il rock ed è un'eterna Anatema, taci, sciocco! Io vorrei esprimere pure i miei gusti. Lucifero, hai rotto l'armonia celeste! E non aveva ancora sentito la trappa. Vuoi fare il direttore al posto mio? E chi ti credi? Maradona! Vai all'inferno! E dove sto? Inventalo tu e là sarai il principe! Padre, un po' di misericordia. Cos'è sta roba? Quella era prevista nella seconda stagione. A questo punto ingeneriscilo. L'hai fatto con tanti uomini indifesi. E che facciamo? Forte con i deboli e debole con i forti. Così, per volere dell'Onnipotente, eccovi il diavolo, un angelo a cui spuntarono peli, coda e corna, e fu scagliato nel mondo, la discarica del paradiso. Lucifero si portò dietro molti followers, più sei una chiavica e più ne tieni, principi, duchi, conti ed intere legioni. È lui che sta dietro i gay, l'aborto, il divorzio e gli imbrogli contro Trump. Per questo Dio permette terremoti e virus per convertire i sopravvissuti come fece con Sodoma e Gomorra. Pure se sono ancora vivi gay e napoletani. Il catechismo ritiene il diavolo un'entità reale, personale, che manovra gli uomini e il mondo. Dio lo insegue, ma non lo acchiappa. Si è impossessato perfino di bambini indifesi. E ora si è chiaramente impossessato di te. Io pensavo fossero i peperoni. Siete posseduti? Girate la testa a 360 gradi? Consultate un posturologo. E se proprio vi giova l'effetto placebo, andate da Milingo lo sciamano o mettete Radio Maria a palla. Pio XII provò ad esorcizzare Hitler a distanza, ma non funzionava in smart working. Ci sono formule e gesti ben precisi, manca fosse Harry Potter. Maria di Meggiugori, madre di Twitter, ripete sempre: Satana è forte e Dio non riuscirà a neutralizzarlo se non alla fine. Perdonate lo spoiler, anzi fino a poco fa pure Dio ci induceva in tentazione. Diavolo, diaballo, che vuol dire separare, porre frattura. Potrebbe anche essere porre due ipotesi, è la scelta della libertà che fa bella e drammatica la vita. Sant'Anselmo parlava di volontà autonoma di Lucifero. Il peccato di Adamo ha origine dall'uso della libertà disobbediente. Senza questo non ci sarebbe stata l'avventura in questa avvincente valle di lacrime. Dio non uccide il diavolo forse per non uccidere la nostra libertà, per non distruggere l'essenza dell'uomo. Siamo noi che abbiamo paura della nostra libertà, quando abbiamo visto donne streghe ribellarsi alle imposizioni, religiosi eretici pensare diversamente, omosessuali deviati esprimersi per come sono. Abbiamo visto una libertà non inquadrata condannandola al rogo e alle fiamme eterne. Il diavolo che vomita lo slime verde simboleggia il male del quale possiamo fare indigestione. Lasciamo a Dio la lotta interstellare contro gli spiriti maligni. A noi tocca la lotta contro il nostro spirito mediocre. È la libera scelta del bene, dell'amore, del sacrificio, che scaccia la scelta del male, dell'odio, dell'egoismo. Non ci riesci? Ti senti misero, indegno, peccatore? E quello è il peccato originale, l'unica cosa non cinese che abbiamo. Ne parliamo la prossima volta.